minuto di silenzio sentito, commosso, vista anche la presenza in sala di rappresentanti dell'Arma. È quello voluto per i carabinieri che hanno perso la vita a Casteldazzano, nel Veronese, dal ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara nella sua tappa trevigiana. Il ministro in visita agli allievi che hanno scelto un percorso tecnologico professionale basato sul modulo 4+2 e che vengono letteralmente contesi dalle aziende, ha annunciato l'impegno del governo a investire per la ricostruzione delle scuole a Gaza, addentrandosi poi nei temi dell'orientamento per i ragazzi. Dalla Marca agli istituti del Bassanese, scuole che danno futuro, le ha definite Valditara, quelle di formazione professionale come l'Irigem. Buongiorno. Permesso. Buongiorno ragazzi. Allora, che fate di bello? Oggi noi abbiamo fatto la cultura della Mesopotamia rispetto a quello che sono state le pratiche estetiche dell'antichità e il loro valore, la valenza sociale. Buongiorno, salve. Spiegare cosa state facendo? Allora, stiamo facendo i ricevolti e questa è la prima lezione, dopo che la prof ha fatto la spiegazione. La prima acconciatura, sono ragazzi che hanno poco più di un mese di scuola e stanno già muovendo, bravissime. Ho visto realtà molto belle che assicurano un lavoro appagante a tanti nostri giovani. Ho insistito sulla riforma del 4+2 che valorizza tra l'altro anche i percorsi di formazione professionale, che collega scuola e mondo dell'impresa, scuola e mondo del lavoro, e che è destinata a garantire ai nostri giovani opportunità occupazionali in tempi rapidi e particolarmente soddisfacenti. Specializzazioni che oggi mancano e di cui gli imprenditori in cronica carenza di personale sono alla frenetica ricerca a discapito della competitività. Fondamentale l'orientamento, è per questo che ho lanciato un messaggio proprio alle famiglie. Qui le famiglie hanno scelto bene perché hanno saputo capire i talenti dei loro giovani. Noi per parte nostra faremo conoscere alle famiglie dei ragazzi di terza media le richieste del territorio, le richieste del mondo imprenditoriale e quindi anche quei percorsi che siano più coerenti con i talenti di ogni giovane.